Con il passaggio di Venezia in zona gialla si è finalmente potuta celebrare anche l'apertura in Campo San Luca a Venezia del Grande Uovo di Pasqua, opera del maestro pasticcere veneziano Giancarlo Vio, omaggio alla rinascita di Venezia, proprio nel momento in cui si festeggia il compleanno dei 1600 anni della città. Venezia, a te che sei unica al mondo, regina dell'arte e della bellezza, un omaggio alla tua rinascita. Quest'uovo è simbolo di rinascita e noi ci auguriamo davvero che la città possa presto ripartire e credo che l'unione di tutte queste persone che amano la nostra meravigliosa città sia un segnale davvero forte per il mondo, per l'Italia e per Venezia. Un uovo con ben due sorprese che andranno al governatore Zaia e al sindaco Brugnaro, opera dello scultore Giorgio Bortoli, il pasticcere Lorenzo Ballarin, nipote del maestro Giancarlo, eppure lui componente della pasticceria Marchini, entra nei dettagli. Per celebrare la Pasqua di quest'anno abbiamo pensato di fare un uovo di grandi dimensioni da portare in piazza San Marco. Questo uovo vuole essere un omaggio alla città di Venezia. Abbiamo inserito al suo interno, come sorpresa, due opere dello scultore Giorgio Bortoli per due persone che in questo momento stanno dando tanto per Venezia e per il Veneto: il sindaco Luigi Brugnaro e il governatore Luca Zaia. L'uovo è un pezzo unico, alto più di 1 metro, tutto decorato a mano, per metà fatto di cioccolato al latte e per l'altra metà fondente. È stato poi distribuito gratuitamente in piccoli pezzi su appositi sacchettini, in rispetto alle norme sanitarie, a tutti i veneziani presenti in campo. Un bellissimo omaggio per tutta la città di Venezia in un anno in cui peraltro festeggiamo i 1600 anni dalla sua fondazione, un anno però difficile per tutti, la pandemia ha messo a dura prova tantissime attività come tanti artisti.